Eder. Mac Pallister. Dopo il secondo funerale di Liliana Resinovic, celebrato in forma privata nella cappella del cimitero di Sant'Anna a Trieste, a parlare è stato ancora una volta il fratello Sergio, che ha commentato con parole molto nette l'assenza di Sebastiano Visintin alla cerimonia. Quel nuovo saluto a Liliana è arrivato nella tarda mattinata di martedì 21 aprile, dopo il via libera alla restituzione della salma alla famiglia. Autorizzazione arrivata nel mese di marzo, a distanza di tempo dalla riesumazione effettuata nel febbraio del 2024. Si è trattato del secondo funerale per Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nell'ex parco dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Alla cerimonia non era presente il marito, Sebastiano Visintin, che allo stato risulta l'unico indagato per la morte della donna. Di lui viene riferito che avrebbe fatto recapitare una lettera indirizzata alla moglie, spiegando di non essere riuscito a partecipare alle esequie e sostenendo anche di voler andare successivamente sulla sua tomba, in un momento in cui non ci fosse nessuno. Questo è il punto da cui parte la replica di Sergio, che non usa giri di parole e mette in discussione proprio la ricostruzione dell'assenza come impossibilità materiale. Secondo Sergio, è vero che Sebastiano non fosse una presenza gradita ai familiari, ma questo, da solo, non avrebbe impedito la sua partecipazione. Il fratello di Liliana sostiene infatti che se davvero avesse voluto esserci, avrebbe potuto presentarsi comunque, perché nessuno avrebbe potuto cacciarlo via o impedirgli fisicamente di partecipare. Nella sua lettura dunque non si sarebbe trattato di un'assenza subita, ma di una mancata presenza che Visintin avrebbe potuto scegliere diversamente. Sergio insiste proprio su questo punto. Dice che Sebastiano non si è presentato, pur potendo farlo. Ma il passaggio ancora più duro arriva quando Sergio allarga il discorso e collega l'assenza al funerale a un atteggiamento che, a suo dire, sarebbe stato costante anche in precedenza. Dice di essere convinto che Visintin probabilmente non andrà neppure dopo i funerali a trovare Liliana. E per sostenere questa convinzione ricorda che la sorella è rimasta sepolta per circa 2 anni prima della riesumazione e che in tutto quel periodo Sebastiano non sarebbe mai stato visto al cimitero, se non in 2 occasioni ben precise. Il giorno delle esequie e una sola altra volta, quando sarebbe stato accompagnato da una giornalista. Sergio aggiunge un dettaglio molto personale e anche simbolicamente pesante. Racconta di non aver mai trovato sulla lapide un fiore che non fosse il suo. A questo affianca anche il riferimento al custode del cimitero, il quale, sempre secondo quanto riportato, non avrebbe mai visto Visintin lì. È una frase che pesa perché non riguarda solo la giornata del funerale, ma l'intero rapporto successivo alla morte, letto da Sergio come distanza concreta, visibile, verificabile nei gesti mancati. Il ragionamento del fratello di Liliana non si ferma alla polemica sulla cerimonia e si sposta subito sul piano giudiziario e investigativo. Sergio guarda infatti alla data del 26 giugno come a un passaggio potenzialmente decisivo, perché in quel momento si dovranno discutere gli esiti delle analisi su sacchi neri, coltelli e abiti che la vittima indossava il giorno della scomparsa. Nella sua visione, da quel confronto potrebbero emergere elementi in grado di cambiare molte cose. Anzi, Sergio dice apertamente di sperare che qualcosa possa succedere anche prima di quella data, segno di una tensione ancora fortissima verso una svolta che dal punto di vista della famiglia continua a essere attesa. Ed è qui che pronuncia una delle affermazioni più nette contenute nel testo. Sergio sostiene che uno dei pochissimi punti fermi dell'intera vicenda sia il fatto che Sebastiano sia indagato per la morte di Liliana. Da questa circostanza trae una conclusione precisa. Si chiede perché gli inquirenti avrebbero dovuto concentrare l'attenzione proprio su di lui, lasciando intendere che, a suo giudizio, gli elementi raccolti nei confronti di Visintin debbano essere per forza rilevanti. Non la presenta come una suggestione generica, ma come una deduzione che per lui deriva dal peso degli indizi valutati dagli investigatori. Poi arriva un altro passaggio molto duro, ancora più personale. Sergio dice di essere convinto che Sebastiano sappia qualcosa. La sua convinzione, spiega, nasce anche dal comportamento che avrebbe avuto nei giorni della scomparsa di Liliana. Secondo il fratello, Visintin non si sarebbe attivato in alcun modo per cercarla quando risultava scomparsa.
Non solo. Sergio aggiunge che, sempre a suo dire, non avrebbe mai insistito con gli investigatori per ottenere indagini più rapide, né avrebbe spinto per esplorare altre piste. In altre parole, nella lettura di Sergio manca non solo la partecipazione emotiva che lui si sarebbe aspettato, ma anche quella pressione investigativa che agli occhi di un familiare dovrebbe accompagnare chi vuole davvero arrivare alla verità. Il quadro che esce da queste dichiarazioni è quindi molto chiaro e molto duro. Da una parte Sergio contesta l'idea che Sebastiano non sia stato presente perché è impossibilitato, sostenendo invece che avrebbe potuto partecipare al funerale anche se non gradito. Dall'altra trasforma quell'assenza in un tassello di un comportamento che nella sua ricostruzione sarebbe coerente da tempo. Poca presenza al cimitero, nessun segno visibile lasciato sulla tomba, nessuna vera iniziativa nella fase della scomparsa, nessuna spinta percepita verso indagini più rapide. E soprattutto questo, la convinzione sempre più marcata che il fatto stesso che Visintin sia indagato non sia affatto un dettaglio marginale, ma un elemento che per Sergio pesa enormemente. In sostanza, il messaggio che Sergio consegna è netto. Non crede all'immagine di un uomo tenuto lontano contro la sua volontà. Non crede che il problema fosse soltanto il clima familiare ostile e non crede che l'assenza al funerale sia un episodio isolato. Per lui è invece l'ennesimo episodio che si inserisce in una storia molto più lunga, fatta di gesti mancati, presenze sporadiche e sospetti che nella sua prospettiva restano ancora tutti aperti. Sebastiano a Roma. C'era il giorno del silenzio, dei fiori e del commiato, la famiglia già sul posto, il clima bello, teso e complicato. C'era chi diceva qui non è gradito, qui sarebbe stato strano. E intanto da un'altra parte si preparava il treno, o forse l'aeroplano. Dicevano volevo andarci dopo, quando non c'era più nessuno. Una visita indifferita come un bis a riflettori spenti e a cielo bruno. Ma Sergio scuote il capo e punge forte come un chiodo nel cemento. Se voleva ci andava pure, mica lo fermava il vento. E allora parte il coro, la domanda che rimbalza in ogni via: ma com'è che invece del cimitero c'è chi prende la ferrovia? Destinazione Roma, luci accese, trucco studio e primo piano. Mentre al Camposanto resta solo l'eco di un saluto più lontano. Sebastiano va a Roma, Roma chiama e lui va. Tra una telecamera e un prego, il funerale resta qua. Tra i fiori e il marmo freddo, tra chi piange e chi ne sa, lui si prende l'intervista, la domanda è la città. Sebastiano va a Roma col cappotto della verità, o almeno della sua versione detta con solennità. E il ritornello gira forte più di un taxi in libertà. Se non vai dove ti aspettano, poi la scena cambia già. C'è chi conta i giorni muti sopra quella sepoltura, chi ricorda due presenze appena e poi tanta assenza dura. Chi dice mai un fiore nuovo, mai un gesto da vedere, e il custode sullo sfondo che sembrava confermare il mistero. C'è chi guarda il 26 giugno come fosse una frontiera, sacchi neri, abiti, coltelli, la speranza tutta intera. C'è chi dice se oggi indagato un motivo ci sarà. E intanto in studio parte il tema, prego ospite, venga qua. Sotto i neon della capitale il dolore cambia faccia, diventa frase ben pettinata, una risposta che si slaccia. Mentre a Trieste resta il brusio di chi non l'ha voluto accanto.
c'era già, dice il fratello con amarezza, senza zucchero nel tono. Quando sparì non l'ho visto spingere, cercare, fare il suono di chi batte a tutte le porte, di chi non dorme e vuole sapere. E la polemica si allarga, comincia quasi a correre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.